o adesso o mai più. È però una cosa che davvero in questi giorni sta montando una marea. Io dico, ma non è possibile. Noi nel nostro piccolo diciamo tante cose, abbiamo delle opinioni certamente controverse, ma non ci siamo mai permessi, né a Radio Padania né, mi sembra, gli esponenti anche del partito di riferimento di questa radio, la Lega Nord, non mi sembra si siano mai permessi di dire a chi vota, nemmeno a chi rappresenta, a chi vota altre cose che non hanno mai letto un libro o che sono degli ignoranti, dei subumani. Ecco, è proprio una disparità di rapportarsi alle persone, prima ancora che alla politica, che a me sta sul gobbo. Vorrei sentire come la pensate voi, e mi sembra che abbiamo subito, così, un po' nella nostra tradizione, 2 telefonate che sono qui a scalpitare di entrare in onda, e prendiamo subito la prima. Allora, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao Marco, Walter. Ciao Walter. Allora, ascoltami Marco, in realtà io sono originario di un paese della Riviera del Brenta, e per l'esattezza nel comune di Mira. Volevo dirti, io sto leggendo 1984, tanto per rimanere sul tema che hai detto, però ti chiamavo perché in questo paese che si chiama Oriago, sì? Che è citato nel 4º canto del Purgatorio dal poeta, qui è venuto a morire un toscano, anzi è stato assassinato qui da sgherri mandati da Firenze. Ed che anno siamo? Ed è il canto di Jacopo del Cassero, che recita pressappoco così: ma se fossi fuggito in ver la mira, quando fui sovraggiunto ad Oriaco, ancor sarei di là ove si spira, caddi a terra e vidi del mio sangue farsi laco. Era stato assassinato qui. Allora, io non è che voglio la morte di nessuno, però se politicamente qualcuno da Firenze vuol venire qui, spero che qui trovi anche la sua fine politica. Ti saluto, Marco. Grazie mille Walter, che insomma al mio stimolo che libro state leggendo si parte con una citazione, mi sembrava anche quasi a memoria, della Divina Commedia. Ebbene sì, siamo su Radio Padania. Io sfido pubblicamente a singolar tenzone conduttori di Radio 3, che è un po' il totem della cultura culturosa di questo paese, ad aprire le linee e a battere il nostro record di velocità. Il primo ascoltatore che subito cita a memoria una terzina di Dante. Io sfido pubblicamente Radio 3. Sentiamo il secondo ascoltatore. Pronto? Il secondo ascoltatore dice semplicemente una cosa: io sono a Saranno. Ce l'ha un nome il secondo ascoltatore? Mi chiamo Renato. Ciao Renato. Sto leggendo una piccola libreria a Parigi, titolo francese però, In petite librairie a Parigi. Ok? Lo leggo in francese, giusto per essere internazionale. E siccome qualcuno ha detto che leggiamo pochi libri, io vorrei sfidare lui a trovare qualcuno che legge più di 2 libri tra la sua gente, perché io ne conosco molto pochi. Vabbè, ma non è una gara con la sua gente, no, ma non è una gara. Testimonianza di un incarognimento. Ciò che intendo dire è questo: l'arroganza culturale di certe persone è pari all'arroganza culturale che esprime questo tipo di civiltà, che annulla l'identità dei popoli e non ha neanche la pazienza di affrontare i discorsi aperti con chiunque. Vogliono soltanto imporre la loro volontà. Basterebbe leggere anche quest'ultimo libro di cui ho parlato per capire qual è il lato. Grazie mille Renato, una piccola libreria a Parigi, quindi il consiglio che arriva, e gli SMS stanno veramente piovendo, perché probabilmente questa cosa che stava sul gozzo a me non stava sul gozzo soltanto a me. Insomma, chiunque nella sua vita, non dico abbia fatto una tessera della Lega o sia andato a Pontida o in qualche modo si sia esposto sulle idee del leghismo, ma chiunque credo abbia avuto a che fare un minimo con un'opinione leghista ha spesso trovato il muro del politicamente corretto e le persone che incominciavano a guardarlo con sospetto come un contagiato di una malattia rara. No, sono gente che legge, gente anche abbastanza normale secondo il parametro di normalità che vedo insomma in questi tempi. Dicevo,
Questi SMS quindi stanno andando a profluvio, sempre per usare parole difficili e fare i cultori. Goffredo non poteva mancare e dedica al governo Renzi questa citazione latina: sutor ne ultra crepidam iudicaret. Ecco, io ho fatto il classico, ma sinceramente così non riesco a tradurre a vista, però penso di averla declamata degnamente. Marco Dal Veneto legge L'idiota di Dostoevskij. Bravissimo Marco, io lì mi sono fermato a pagina 30 perché i libri russi hanno questo problema dei personaggi che hanno dei nomi lunghissimi e io mi perdo e non riesco più a capire chi ha sposato chi è il nipote di, e io con i russi ho questo problema. Mi hanno consigliato di mettere sul nome del protagonista, togliere il nome usato da Dostoevskij, scrivere Pietro, Paolo ogni volta, però ancora non ho avuto questa costanza. Altri SMS che arrivano, io vi invito a mandarne 346 64 277 56, questo è il numero. Allora abbiamo un Angelo D'Adesio che dice: io sono un leghista subumano che quest'anno ha letto più di 50 libri, così giusto per buttarle lì. 50 libri è veramente un bel ritmo, comunque ti faccio i miei complimenti. Elda da Milano, grazie. A Rebelotto sto leggendo Massoni di Gioele Magaldi, davvero interessante. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, ciao, sono Mariolina di Carnago. Ciao Mariolina. Allora, per essere ignorante, per non aver letto neanche un libro, allora la piccola libreria di Parigi l'ho appena comprato. Ma poi di cosa parla? Quello di Aldo Cazzullo, l'ultimo che parla della prima guerra mondiale. Ho comprato Dividi et Impera Di Sensibili. e l'anno scorso ne ho letti solo 26. In genere ne leggo 30 all'anno, per cui siamo sotto la media, quasi soglia dell'ignoranza, dei bruti che dicevo. Scusa, una piccola libreria a Parigi, di che cosa parla? Allora, l'ho appena iniziato, parla di un signore che ha una libreria su un battello sulla Senna, per cui adesso non ti so dire esattamente perché l'ho appena cominciato. Grazie. Però ecco, un libro diciamo così esistenziale, della vita normale, neanche questi leghisti non è che leggono tutti i giorni, che ne so, roba politica, roba impegnata, invettive, non si legge solo Oriana Fallaci nel mondo Lega, ecco. Oriana Fallaci però si legge a Radio Padania Libera, anche questa sera alle ore 21, non perdetevelo perché è veramente un sottofondo meglio della musica per riaprire alcuni compartimenti stagni dei nostri cervellini. Prendiamo un'altra telefonata, ma gli SMS state lì che arrivo. Calma SMS. Pronto? Tocca a me? Sì, tocca a te. Buonasera, sono Maria da Torino. Ciao Maria. Io confesso la mia ignoranza, è per quello che cerco di leggere il più possibile, proprio perché sono ignorante. E per quanto riguarda ad esempio la trilogia di Oriana Fallaci, l'ho riletta da quando quei signori di Firenze hanno avuto il cattivo gusto di bruciare i suoi libri in piazza, perché mi hanno ricordato i nazisti che hanno fatto la stessa cosa e l'epoca oscurantista della Chiesa, dove bruciava i libri in piazza, oltre che le streghe. E ultimamente sto leggendo contemporaneamente 8 milioni di biciclette, scrivere bene, poi il libro di, come si chiama? Beh, insomma, quanti ne stai leggendo? 4? 2 o 3. 2 o 3, un multisala della lettura, diciamo, sì, la tua testolina. Grazie mille. Prendiamo ancora un'altra telefonata, poi dopo vorrei toccare un altro argomento perché c'è un'altra perla che non posso tenermi nel cassetto prima della fine della trasmissione. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao, mi chiamo Luigi. Ciao Luigi. Chiamo dalla provincia di Treviso perché prendo la radio solo in provincia di Treviso. Quindi io ti sposti dalla provincia di Belluno. Da Belluno a Treviso per sentirci. Sì, ecco, sono proprio al confine. Volevo dire una cosa. Io ne ho letti tanti libri, ma quello che mi ha colpito tanto è l'Azteco. L'Azteco, di cosa parla? Sì. Parla praticamente quando sono arrivati gli spagnoli, quando sono arrivati che poi li hanno sterminati e così via, e lui è finito sul rogo. Bisognerebbe che Renzi se lo leggesse questo libro, perché potrebbe aiutarlo molto. Poi ho letto anche la Bibbia 3-4 volte e mi ha... Tutta? Sì. Come va a finire?
Come va a finire? Le dica di leggere il Salmo 58. Va bene, grazie, era ovviamente una battuta. Grazie al nostro ascoltatore. Il Salmo 58 è molto importante. Saluto tutti e indipendenza subito. Con la presidenza della Lettonia io conto in grandi risultati anche nell'indipendenza. Comunque ho lanciato questo appello che erano le 18:12 più o meno, adesso sono le 18:22 e sono arrivati una quarantina di messaggi, ma veramente dal ritmo con cui sono arrivati, dal minutaggio con cui sono arrivati, sono da una parte contento, perché davvero allora vuol dire che non stava sul gozzo solo a me questo pregiudizio che inquina la reputazione dei leghisti, paraleghisti e quant'altro. Tengo qui questi SMS che diciamo ci danno degli spunti ancora di lettura e li vado a riprendere più tardi, perché prima io dovevo troppo farvi sentire questo onorevole del Partito Democratico in un dibattito televisivo proprio ieri con Matteo Salvini, che cosa ha detto del semestre europeo di Monti e di Renzi, lapsus freudiano, e come gli ha risposto Salvini. È un minuto, ma non si può non trasmettere. Questo semestre si è chiusa con una immagine bellissima, che è quella della grande manifestazione di Parigi, che dal mio punto di vista può aprire una nuova fase per l'Europa. E quell'immagine bellissima dei 2 milioni di persone a Parigi e dei capi di Stato e di governo che si tenevano per mano e che provavano a difendere i nostri valori, la democrazia, la libertà, la tolleranza, la capacità di stare insieme, io penso che sia l'immagine più bella con la quale provare a costruire un'Europa diversa. Salvini, è così? Guardi, speravo che non ci dovessero essere 20 morti per avere una bellissima immagine del semestre europeo, onestamente. Era meglio evitare dei 20 morti. 20 morti che c'è, mica qui Poi uno guardando la televisione non lo nota, però io vi voglio far risentire non tanto il contenuto ma la forma. Adesso Salvini dà la risposta e state attenti alla voce del deputato del PD in sottofondo, perché Salvini dà la risposta. Morti per avere una bellissima immagine del semestre europeo, onestamente. Era meglio evitare dei 20 morti. 20 morti che c'è, mica qui Vabbè, mi spiace, 20 morti e che c'entra? E questo è stato veramente uno di quei lapsus che magari non si colgono guardando la puntata in diretta, ma che secondo me la dice lunga su quanto alcuni recitino e altri, nel bene e nel male, dicono quello che pensano. Poi uno può non essere d'accordo, ma quando si fa la recita uno non sta a guardare se è vero o no quello che sta dicendo, anzi il copione va recitato per l'appunto a memoria e senza senso critico, perché è già scritto, mentre altri, e Salvini è uno di questi, non è l'unico, ce ne sono anche che la pensano in modo diametralmente opposto a lui, che però quantomeno quando parlano si vede che sono convinti di quello che dicono. Volevo regalarvi questo secondo, questa chicca, questo, e vabbè, 20 morti, ma che c'entra? Donnez-moi une chicorite, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai